Signore e signori, buongiorno, sono le 6:10 del mattino di martedì 2 novembre 2010. Leggiamo con voi le news riguardo al maltempo, ma si chiama già alluvione nel Vicentino e nel Veronese, ma poi daremo uno sguardo un po' più in alto verso il Veneto in generale. Vediamo un po' cosa dice Google News. Maltempo, la A4 chiusa fino a martedì, decisione presa dalla protezione civile, TGCOM 6 ore fa. Rischia di restare chiusa almeno fino a martedì l'autostrada 4 bloccata per allagamenti nel tratto veneto tra Montebello di Vicenza e Verona Est. Altro titolo: maltempo, esondazioni nel nord Veneto, 2500 sfollati, lo dice l'Unità nel titolo. Agenzia di stampa ASCA, maltempo Veneto, 1000 sfollati tra Vicenza e Verona. Concaliv, maltempo Veneto, chiusa autostrada A4 fino a domani. Ma le notizie ce ne stiamo dando l'indice, il sommario. Maltempo Veneto, ritrovato uomo disperso vicentino, l'abbiamo già data ieri. Maltempo, appello del comune di Vicenza, non usare l'auto, APICOM. Maltempo, Toniolo per il Vicentino, uno fra i più gravi delle più gravi emergenze, lo dice in agenzia di stampa ASCA. E poi ci sono 101 notizie di questo genere. Maltempo, Rossi, servono più fondi, il rischio è serio, più che il rischio ormai ci siamo dentro, non è che bisogna aspettare di fare il rischio è già, perché centinaia, il 30% della città è sott'acqua, auto, beni, aspettiamo che ci vada anche le persone e poi è fatta. I danni sono quelli. E subito polemica sugli allagamenti e sugli effetti del maltempo, lo chiamiamo ancora maltempo, mentre è un'alluvione che ha colpito il Veneto in queste ore, tutta colpa dei tagli subiti negli ultimi anni. E vai quei tagli. Rossi, maltempo, tutta colpa dei tagli della regione del genio. Vabbè, anche questa fa il paio, diceva. Maltempo Veneto, si preannuncia una notte d'ansia di lavoro, infatti la notte è stata una pioggia intermittente continua. Liberonews.it, l'emergenza idrogeologica nel comprensorio dell'altra pianura veneta, era un'endolaguna, non a pianura, era l'endolaguna, c'era l'acqua dappertutto. Si temono infatti ulteriori ondate di piena su una rete idraulica già al collasso. Ecco, è la rete idraulica che bisogna andare a vedere. Cos'è questa rete idraulica? Chi sovrintende sulla rete idraulica? Chi fa i canali? Chi fa gli argini? Chi restringe le sezioni? Chi toglie via i paleoalvei? Chi toglie i laghi veneti? Questi sono da andare a cercare in questi giorni qua, ma saranno a St. Moritz. Emergenza maltempo, scuole chiuse a Vicenza. Nord Italia sott'acqua. Maltempo in Veneto, emergenza sfollati, sono stimate in circa 3.000 le persone sfollate del territorio di Caldogno, il comune di Vicenza più colpito dall'alluvione, lo dice l'Unione Sarda 8 ore fa. Maltempo, sepolti nel fango, compresa alcuni miei beni, l'automobile e tutto quello che andava in garage, bastava segnalare con dei megafoni, passare parola, visto che è da venerdì che c'era questa emergenza. Nessuno l'ha fatto, bastava spostare le automobili di 100 metri ed eravamo nella parte alta della città. 100 metri più indietro siamo sotto d'acqua di 1 metro, ma nessuno si è preoccupato. Ci sono i sacchetti in giro, ecco, i sacchetti di sabbia in Italia sott'acqua, facciamo ridere. Va bene,
Adesso approfondiamo le notizie e cerchiamo di non arrabbiarci. Vediamo dalla prima. Maltempo a 4 chiusa fino a martedì, decisione presa dalla protezione civile. Vediamo cosa dice TGcom cronaca. Rischia di restare chiusa fino a martedì l'autostrada A4 bloccata per allagamenti nel tratto Veneto, Montebello, Vicenza, Verona Est. Lo rende noto la protezione civile di Verona, che sta coordinando gli interventi di soccorso. Il tratto chiuso già lunedì mattina, sommerso dalle acque del fiume Alpone, si presenta come un grande lago che copre entrambe le corsie di marcia per un lungo tratto. Va bene, questa è la prima. Però la notizia più importante la dà qua sotto l'Unità, che parla, anzi non so se è l'Unità, chi parla di Caldogno, che ci sarebbero 3.000 sfollati solo a Caldogno. Noi avevamo dato ieri la notizia di 2.500 sfollati tra Verona e Vicenza, ma qui c'è una news, adesso la andiamo a cercare, eccola qua, lo dice l'Unione Sarda. Maltempo in Veneto, emergenza sfollati, si stimano in circa in 3.000 persone sfollate al territorio di Caldogno. Andiamo a vedere cosa dice questa notizia, che la fa veramente impressione. Dopo decine e centinaia di prove, di allertamenti, sono state stimate, dice l'Unione Sarda.it, in 3.000 persone sfollate dal territorio della sola Caldogno, il comune vicentino più colpito dall'alluvione. La cifra è stata fatta ieri sera dal sindaco Marcello Vezzaro, che da questa mattina si trova nella struttura dove, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è stato allestito un punto di accoglienza per dare ospitalità alle persone evacuate dalla frazione di Cresole, anche se poi col passare delle ore si sono aggiunte anche i residenti di altre località. Questa è la notizia di lunedì 1 ottobre 2010 alle ore 21:12. L'Unione Sarda, questa ci mancava. Quindi sappiamo che Caldogno è nel paleoalveo del Bacchiglione. Il Bacchiglione non era quella cosa che vediamo oggi, era un grande lago, e ci meraviglia che la memoria torni solo quando succedono queste cose. Poi c'è un'altra notizia nuova, sentiamo il Brenta fa paura, e allora rischio di tracimazione in Borgo Valsugana, e allarme maltempo in tutto. È allarme alluvione, no maltempo? Ci sono c'è l'acqua ormai in alcuni posti della città di Vicenza, al primo piano, in alcuni posti, se le fonti sono attendibili, hanno l'acqua al primo piano. E l'allarme maltempo in tutto il Veneto, dice Acquapolis, Bassano.it, scusate, Bassano.it. Maltempo fa paura, pioggia, esondazioni, provincia nel caos, Vicenza allagate, autostrada chiusa, dal Trentino apprensione per il Brenta, a rischio tracimazioni a Borgo Valsugana, a cura di Alessandro Tix. 1 novembre, il Brenta fotografato nel pomeriggio dal ponte di Bassano. Facciamo vedere così anche qualche immagine non guasta. Ecco, allora, l'allarme maltempo in tutto il Veneto dopo la pioggia ininterrotta le 24 ore, e sta continuando. L'emergenza riguarda in particolare le province di Verona e Vicenza, da dove vi parlo. Questa mattina alle ore 9 è esondato il Bacchiglione, mettendo sott'acqua una parte del centro storico, la parte più bassa, non gran parte. Capoluogo del caos, molti cittadini sono rimasti bloccati in casa, alcune decine di famiglie sono state evacuate dalle abitazioni, blackout elettrici in diversi quartieri e paralisi del traffico delle vie di accesso
alla città stato di allerta, alla città stato di allerta anche per il fiume Retrone, ormai al limite. Pomeriggio sono state chiuse le linee ferroviarie Vicenza Schio e Verona, questo avevamo detto, chiuso dalle 19 di questa sera anche il tratto vicentino della linea ferroviaria Venezia-Milano a causa delle tracimazioni del torrente Tramigna e dell'Alpone. L'autostrada 4 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra i caselli Verona Est e Verona Ovest. Centinaia di chiamate e interventi di vigili del fuoco per allagamenti, allarme anche in provincia di Verona, dove la protezione civile ha sfollato oltre 1000 persone nella zona di Soave. Il Bacchiglione è tracimato in più punti nel Vicentino, la situazione di emergenza a Cresoli di Caldogno, dove l'acqua ha raggiunto 1,5 metri di altezza e dove una persona data per dispersa è stata ritrovata e messa in salva dopo alcune ore. La Regione Veneto ha messo all'opera centinaia di volontari. Bisogna avvisare di portare in sicurezza i mezzi che sono sott'acqua. Bisogna mandare dei carri attrezzi, dei vigili del fuoco che trascinino fuori dai garage queste auto intrappolate, e se no le lasciamo lì si riempiranno di fango e le buttiamo via. La Regione Veneto ha messo all'opera centinaia di volontari della protezione civile che stanno intervenendo nelle zone critiche del Vicentino e del Veronese. Abbiamo tentato di contattare 3-4 numeri ieri, ma con scarsi risultati, cooperando con tutte le strutture regionali di monitoraggio dei fiumi. C'è poco monitorare, l'acqua è già al culo, diceva quello là. Attivate le sale operative di protezione civile regionale, del Genio Civile e della Prefettura di Vicenza e Verona, che stanno seguendo l'evolversi dell'evento con particolare attenzione ai colmi di piena. Adesso hanno inventato i colmi di piena, invece di dire che l'acqua si alza, acqua che si alza, che nelle prossime ore potrebbero interessare il territorio più a valle e prima di tutto la città di Padova. Ma insomma, Padova, se intanto stiamo su Vicenza e sul Veronese. Nel vicino Trentino intanto c'è apprensione per il fiume Brenta, che desta la maggiore preoccupazione e che le autorità territoriali della provincia autonoma stanno tenendo sotto controllo. Tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Va bene, la facciamo un po' breve perché qua Borgo Valsugana, Padova. La situazione appare particolarmente critica a Borgo Valsugana, dove il Brenta, a seguito di 150 mm di pioggia cadute nelle ultime 24 ore, si è ingrossato in maniera allarmante. Per tutte le notti i vigili del fuoco hanno lavorato per rinforzare gli argini e scongiurare il rischio di esondazioni che stavano già per verificare alle 7 di questa mattina e che viene tuttora giudicato concreto. A Bassano del Grappa il Brenta non ha ancora raggiunto il livello di guardia, ma il fiume per velocità e portata fa paura. L'acqua ha completamente sommerso le parti più basse delle rive e questo pomeriggio alle 18, parliamo di ieri lunedì 1 novembre, in via Pustella si è innalzato a meno di 1 metro dal piano di strada. Disagi in Val Brenta. Nel pomeriggio la strada provinciale Campesana è stata chiusa al traffico tra Oliero e Vastagna a causa degli allagamenti in prossimità della casa di riposo Pio X. Fino a questa sera la diga di Corlo non è stata ancora aperta per l'eventuale smaltimento di acqua in eccesso dall'invaso del lago artificiale. La circostanza permette al Brenta al momento di scorrere in vallata a livello di attenzione ma non ancora di allarme. Attenzione, allarme dighe. L'intensificazione della pioggia dal tardo pomeriggio sta creando ulteriori apprensioni. Il bollettino meteo ARPA prevede per tutta la notte, ed è confermato perché tutta la notte ha piovuto ad intermittenza, ma ha piovuto abbondantemente su Vicenza. Per domani mattina precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Il maltempo dovrebbe cominciare a diradarsi a partire da domani pomeriggio, che sarà domani pomeriggio è mercoledì, sarà mercoledì pomeriggio. Oggi è martedì, abbiamo detto 2 novembre. Bene, vi salutiamo per questo primo aggiornamento, a più tardi. Grazie se mi avete ascoltato.